L'assessore veneziano alla mobilità Renato Boraso si schiera al fianco dei commercianti di Via Colombo nella guerra civile scoppiata tra residenti e attività economiche sull'ipotesi di ripristino della ZTL e della corsia riservata al tram. I primi hanno raccolto firme e trovato sponde politiche per chiedere che tutto torni come prima. I secondi hanno fatto sentire la loro voce per denunciare la moria di negozi nella via, prima a causa del cantiere per la rotaia e poi del divieto di passaggio per le auto. Hanno ragione, a fronte di qualche protesta ci sono invece molte persone che mi hanno fermato per la strada, ci fermano continuamente, andate avanti, la città deve circolare, c'è bisogno di fluidificare il traffico e soprattutto quelle poche attività che hanno resistito al crack legato al tram perché non potevano più lavorare, hanno cominciato a vedere qualche segnale di ossigeno. E noi riteniamo importante questo aspetto e le attività economiche vanno salvaguardate perché ogni negozio che chiude in centro vuol dire togliere un presidio da quella tanta delinquenza che purtroppo ha invaso il nostro paese. Il ripristino della ZTL in Via Colombo, chiesto tra gli altri dal Partito Democratico, non è comunque all'ordine del giorno. Nonostante l'ordinanza di sospensione sia ufficialmente temporanea, spiegano dalla Giunta, c'è la volontà di rendere permanente l'attuale viabilità. Tranquillizziamo questi operatori economici, nel senso che il provvedimento è valido fino al 31 dicembre 2018. Facciamo con grande serenità le verifiche su tutto, ma la volontà politica di questa amministrazione bolognese è stata quella di aprire le ZTL, non di riportarle.